In questo numero il Caos della Salute ritorna alla vittoria. In prima categoria è ancora Giulia, i neroazzurri non vogliono fermarsi. In seconda categoria occhi puntati sull'Anonese a caccia di gloria sul campo della capolista Pramaggiore. In Serie D femminile capolavoro del Portogruaro contro la capolista Futuro Giovani. Fine settimana negativo per il basket del Veneto Orientale. Il presidente Leonardo Moretto traccia un primo bilancio del progetto Energy Basket. Nel volley, in Serie D femminile è ancora sconfitta per il Concordia. Il calcio del Veneto Orientale ha regalato ancora una settimana all'insegna delle imprese di Giulia Sagittaria e Pramaggiore, le uniche due compagini della regione ad essere a punteggio pieno in campionato, un motivo d'orgoglio per due società che stanno cercando di conquistare quei scenari di maggior rilievo dove hanno militato sino a qualche stagione fa. Un ultimo turno dove nel complesso ha stonato solamente la sconfitta del Portogruaro con il Villorba, venuta ad acuire il momento poco felice dei Granata che non sono riusciti a dare continuità alla vittoria contro il 90. In eccellenza il Sandonà si è fatto sfuggire la possibilità di raccogliere l'intera posta in palio, potendo usufruire di un turno oltremodo favorevole che l'ha vista opposta alla Cenerentola Cornuda Crocetta, travolta senza sconti per 7-0. Un risultato che ha permesso ai biancocelesti di affacciarsi nuovamente in zona playoff, ma che non ha ridotto il divario dal vertice saldamente occupato dalla Piovese e dove brilla ancora il Vittorio Veneto che ha sconfitto il Martellago. In coda è un momento particolarmente complicato per il Lia Piave di mister Stefano Andretta, travolto dal Careni Pievigina per 4-1, risultato che spinge i trevigiani ancora più in fondo. La 10ª giornata del torneo di promozione, dicevamo prima, che ha visto cadere inaspettatamente il Portogruaro sul campo del Vazzola. I Granata erano attesi ad un ben altro risultato, ma non sono riusciti a recuperare l'iniziale svantaggio, pur avendo costruito un certo numero di buone occasioni per mettere nuovamente in rotta la barca. Per mister Gave è stata ancora una settimana volta a sistemare talune situazioni d'ordine tattico, in attesa della sfida del Mecchia con il Conegliano, squadra che alla pari dei portoguaresi non riesce a compiere il definitivo salto di qualità. Un vero peccato in un campionato che a dispetto delle previsioni della vigilia non ha trovato ancora un padrone, come testimoniato dal pesante KO interno subito dalla capolista Fontanelle. Invece ha brindato al ritorno al successo il Caos della Salute. Dopo qualche passaggio a vuoto contraddistinto da una messe di gol subita, i litorani hanno inferto un colpo non indifferente al Villorba. 3 punti che tutto d'incanto non eliminano i problemi palesati negli ultimi tempi, soprattutto difensivi, ma in attesa di recuperare tutti gli effettivi costituiscono sempre e comunque un toccasana per il morale e soprattutto li proiettano nuovamente ai margini della zona playoff. Dopo 2 sconfitte era importante fare dei punti, i ragazzi sono riusciti, hanno lottato per ottenere questa vittoria e partiamo da queste basi, partiamo dallo spirito messo in campo domenica. Sono molto contento della reazione della squadra, di come hanno affrontato la partita, lottando fino all'ultimo secondo e anche soprattutto nel primo tempo esprimendo un buon calcio, andando in vantaggio meritatamente. Poi quando c'è stato da soffrire nella ripresa per portare a casa il risultato lo hanno fatto tutti quanti in maniera eccellente, quindi posso solo che complimentarmi con loro e sperare che continuino così. Ecco, diciamo quindi che c'è stata alla base di tutto anche una crescita mentale dei ragazzi. Una reazione più che una crescita, una reazione alla brutta prestazione della domenica prima di Vedelago, in cui li avevo visti veramente poco reattivi mentalmente, subire l'avversario. Invece domenica questo non si è visto, la squadra è scesa in campo dal primo minuto con la voglia di dimostrare di essere migliori della domenica precedente, con la voglia di lottare, di stringere i denti, di mettere in campo carattere, di reazione, e questo si è visto e sono molto contento. Senti, situazione in infermeria? Tragica come al solito. No, a parte gli scherzi, il mio staff, i collaboratori stanno facendo un ottimo lavoro. È capitata una situazione veramente
particolare quest'anno, siamo arrivati con 7, 8, 9, 10 infortunati per motivazioni diverse, da traumi a stiramenti a malattie a chi più ne ha più ne metta, tutti in un colpo, e questo sicuramente ci ha penalizzato. Però adesso lo staff sta facendo un grande lavoro, i ragazzi stanno recuperando, già domenica potremo tornare ad avere 2 elementi in più, e se tutto va bene la domenica successiva altri 2 elementi, cominciamo a inserirli e allargare la rosa. Però rimango comunque contento perché quelli che hanno giocato domenica, che stanno giocando in queste partite, nonostante le assenze, stanno facendo molto molto bene e stanno reagendo alla situazione con maturità e grande unione di intenti. Hai parlato di domenica, quindi andate ad Oderzo con lo Pitergina che ha battuto la capolista. È un campionato un po' strano in quest'ultimo periodo, non c'è ancora un vero padrone. Il campionato è molto equilibrato, per mia grande sorpresa, perché comunque io rimango del parere che Porto Mansueto e Treviso siano due compagini al di sopra come qualità e organico, al di sopra di tutte le altre squadre. Faccio i complimenti al Fontanelle che sta facendo un ottimo campionato, e per concludere dico che domenica andiamo a affrontare un'ottima squadra che io colloco subito dietro al Porto Mansueto e al Treviso come organico, come potenzialità. Però noi l'abbiamo affrontata anche in Coppa, è stata una partita combattuta, molto equilibrata, lottata, e ha dimostrato che noi ce la possiamo giocare, quindi domenica sicuramente andiamo lì per provare a fare risultato. In prima categoria abbiamo già detto in apertura della marginale stabile della Giulia Sagittaria. Il 10° successo consecutivo è arrivato ai danni di un cavallino che pure ha lottato ad armi pari in riva all'Emene, ma nulla ha potuto contro una formazione concordiese che ha dimostrato di saper anche soffrire, di avere quel carattere e quella sagacia nel gestire il risultato che è prerogativa solamente delle grandi squadre. 9 adesso i punti di vantaggio. Domenica i concordiesi se la vedranno sul campo dello Zero Branco, sfida insidiosa contro una delle deluse del campionato che arriva una settimana prima di affrontare il Fossalta Piave. Sono convinto che comunque lo Zero Branco, lo stesso Fossalta di Piave, il Bibione, lo Badover stesso siano squadre che comunque alla lunga potranno venire fuori in questo campionato. Noi dobbiamo essere bravi soprattutto a affrontare con il piglio giusto gli scontri diretti, iniziando da quello di domenica, che per noi diventa una partita fondamentale per il percorso del campionato. Diciamo che niente si decide domenica, però partita dopo partita noi dobbiamo cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Sappiamo che ogni partita è difficile, sia che giochiamo con la seconda in classifica sia che giochiamo con l'ultima in classifica, perché ogni squadra adesso ci aspetta per battere la Giulia. Noi dobbiamo essere bravi, consapevoli che niente è ancora stato fatto, e dobbiamo cercare di migliorare i nostri errori, che dobbiamo cercare di migliorare partita dopo partita. Ecco, cioè, trovare gli errori risulta anche difficile con un cammino del genere. Sì, diciamo che comunque errori si fanno in ogni partita, dobbiamo essere bravi di limitare appunto questi errori per non lasciare il fianco agli avversari scoperto per perdere punti inutilmente, Il primo anno qui a Concordia, ovviamente felice della scelta che hai fatto, immagino. Sì, sono felicissimo della scelta che ho fatto, il gruppo è un gruppo fantastico, mi sono integrato benissimo, un bel mix di giovani e di giocatori di esperienza, sono veramente contento della scelta che ho fatto. Bene, allora giusto per concludere, fino a dove volete arrivare con questo record? Abbiamo fatto queste 15 vittorie consecutive, non è frutto, è frutto di costanti allenamenti che facciamo con grande serietà. Come in tutte le cose noi non ci dobbiamo mettere degli obiettivi e nemmeno dei traguardi, dobbiamo cercare di migliorare, come ho detto, partita dopo partita, e alla fine a maggio possiamo vedere dove siamo arrivati. Il Bibione invece non è riuscito ad andare oltre il pareggio in quel di Postioma sul campo di una delle squadre invischiate nei play-out. I litorani pagano soprattutto qualche infortunio di troppo che ne ha rallentato il cammino sostenuto nelle prime giornate. Adesso sono stati agganciati in seconda posizione dal Fossalta Piave, abile nello sfruttare al meglio il calendario favorevole. Gli arancioni erano infatti di scena al Pessa di Fossalta di Portoguaro al cospetto della Cenerentola fossaltese, squadra che non è riuscita a dar seguito al buon pareggio di Zero Branco, che sembrava in qualche modo poter dar linfa alle speranze di salvezza.
Noi andiamo avanti, cerchiamo di lavorare sempre di più. Diciamo che subiamo un po' meno e siamo più quadrati, perché anche davanti abbiamo delle individualità abbastanza buone, però quando concedi un uomo in più a queste squadre a 10 minuti alla fine poi la paghi, insomma, perché questo è. Però penso abbiamo 4 scontri diretti, secondo me sono solo i risultati delle altre squadre, però 4 squadre che sono abbordabili sulla carta, poi di partita in partita, insomma, cercheremo di subire meno possibile, di cercare di creare qualcosa in più per riuscire a far punti, insomma. Tommaso Danieli, assist e gol oggi, prestazione decisiva la tua, tra l'altro nella giornata in cui il Bibione pareggia, quindi lo raggiungete alle spalle della Giulia Sagittaria. Probabilmente vi aspettavate però di essere a questo punto del campionato davanti? Diciamo che abbiamo avuto un po' un rallentamento nella seconda parte di andata e adesso diciamo stiamo un po' raggruppando un attimo il gruppo e stiamo riprendendo in mano un po' quello che è il nostro spirito di gioco, no? Quindi è stata un po' dura all'inizio, adesso ci stiamo riprendendo e speriamo di far bene nelle prossime partite, insomma. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tiros, le produzioni e abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros, in via del lavoro, a Fossalta di Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. In seconda categoria il Pramaggiore continua imperterrito il proprio cammino, permettendosi di sgretolare per 7-2 quasi con prepotenza quella che era la seconda forza del campionato, vale a dire il San Stino. Vantaggio dilatato adesso a 9 lunghezze sul tandem Burano e Musile 1000. In grande ascesa anche il Ceggia, che ha travolto il Lugugnana conquistando la zona playoff a braccetto con un Annonese che nel prossimo turno, anticipato al sabato con inizio alle ore 18, se la dovrà vedere proprio in casa della capolista. Certamente noi giochiamo partita per partita e questa è una partita, soprattutto è un derby, ma questa è una partita importantissima per noi, per la classifica, perché abbiamo il nostro obiettivo principale, quello iniziale di tutta la società, e i ragazzi lo sanno, che è la salvezza. Noi dobbiamo arrivare a questo obiettivo il prima possibile e poi dopo tutto quello che viene dopo si vedrà, ma intanto a noi voglio mettere un attimino un po' di pepe per la partita che andiamo a affrontare sabato. A noi questi 3 punti ci servono, e visto che abbiamo anche una squadra che, è inutile dirlo, sta facendo un buon girone d'andata, anzi ottimo, visto i risultati, non ha perso neanche una partita, compresa la Coppa, ha avuto uno score di 34 gol in campionato, 20 in Coppa, 54 gol in una quindicina di partite. Penso sia d'obbligo andare con i piedi per terra, però sempre consapevoli delle nostre possibilità. Beh, allora dici se hai una ricetta, insomma, per provare a fermarla. La ricetta è quella del gioco, poi dopo il campo dirà la sua. Noi cerchiamo di giocare la palla come abbiamo fatto fino adesso, a volte ci riesce bene, a volte meno bene, come vedi anche la partita di domenica non è stata una partita granché da parte nostra, soprattutto il primo tempo. Il secondo tempo un po' meglio, ma i ragazzi, quando ci sono queste partite qua, tirano fuori meglio di loro, e sinceramente per me forse è la partita più semplice dell'anno da giocare, senza nessun problema reverenziale, perché sappiamo già la forza della squadra, ma noi siamo tranquilli e sereni. La partita parte da 0-0 e poi vedremo. I ragazzi sono carichi molto, però ho detto di fare una partita e affrontare nel modo che abbiamo affrontato fin qui le altre squadre.
Possiamo dire che l'Aronese è la vera sorpresa di questo campionato. Sì, diciamo che il nostro obiettivo che ci eravamo posti quest'anno è di fare la salvezza, quindi un campionato di arrivare alla tranquillità il più presto possibile. Le cose stanno andando nel modo migliore, il gruppo sta rispondendo alla grande e quindi c'è un'armonia che ci porta anche a sperare di fare ancora meglio di quello che stiamo facendo. Del pubblico come sta rispondendo a questo vostro entusiasmo? Beh, vedo riavvicinarsi dei tifosi di Annone Veneto che non li avevo mai visti allo stadio, e quindi ogni domenica in casa abbiamo dei buoni numeri. Un ripescaggio in seconda categoria che si è rivelato un po' la scelta più azzeccata, visto poi la geografia anche della terza categoria. Sì, diciamo di sì, come sono andate le cose siamo entrati in un bel campionato, ci sono delle buone squadre, un bel gioco, una qualità superiore e quindi penso di aver fatto la scelta giusta. È stata la settimana delle sorprese, il Gruaro ha travolto per 5-2 la Sangiorgese, mentre il Villanova, grazie ad una tripletta di Geromin, ha superato un Sindacale sempre più in difficoltà e dal futuro quanto mai incerto, cancellando in tal modo lo 0 in classifica. In terza categoria il turno di riposo del Silea ha dato modo al Torre di Mosto, passato sui trevigiani dell'Evolution Team, di accorciare sulla vetta di una classifica molto corta, che vede 7 formazioni nel giro di 6 punti, tutte in corsa per la zona playoff. In grande spolvero anche Lido Jesolo, che ha vinto contro l'Altobello, agganciandolo in tal modo a quota 12. Solite note dolenti invece dal Veneto orientale, con il Cesarolo che è stato travolto dalla consueta valanga di reti, questa volta del Casier d'Osson, ed il Vigor che si è inchinato al Cessalto. Dopo la domenica di sosta riservata alla Coppa Veneto è ripreso il campionato di Serie D femminile. Sul rettangolo di gioco di Cindocao Maggiore era in programma lo scontro al vertice tra il Portoguaro e il Futuro Giovani. A distanza di soli 7 giorni dalla sfida in Coppa Veneto che aveva visto prevalere le pordenonesi su una formazione portoguarese rimaneggiata, questa volta con le granate al completo non vi è stata partita. È finita con una vittoria per 3-1 delle portoguaresi che agganciano in tal modo le avversarie in seconda posizione, alle spalle del Villorba, unica formazione rimasta a punteggio pieno. Sì, è stata una bella partita giocata bene dalle nostre ragazze, diciamo che abbiamo preparato bene la settimana, ci è andati bene, sapevamo dove andare a migliorarci e il mister Cole ha fatto un buon lavoro, siamo riusciti diciamo, anche a motivare, poi abbiamo subito una prova, visto che domenica prima avevamo perso appunto proprio contro il Futuro Giovani, quindi è successo che ci siamo subito riscattati. Ecco. Ecco, si dice un po', a questo punto c'è anche un po' di rammarico per la partita persa a Villorba con 2 episodi un po' sfortunati. Sì, lì purtroppo è una partita, anche lì a Villorba è stata una partita che probabilmente noi la temavamo o comunque eravamo un po' in tensione, purtroppo quando si gioca quel tipo di partite lì, se fai un errore è poi difficile riprendere e quindi siamo riuscite a trovare, però non siamo riuscite diciamo, poi a trovare diciamo, il vano della matassa della partita e purtroppo la partita ormai è andata come è andata, comunque ci siamo rifatte domenica con il Futuro Giovani. Diciamo pure che questa vittoria vi dovrebbe dare ancora maggior consapevolezza delle vostre potenzialità. Sì, perché non era facile, anche se abbiamo appunto vinto domenica, però è facile dopo una settimana portarsi dietro degli strascichi, no? E quindi le ragazze hanno capito, sono state brave, ci hanno seguito e quindi niente, hanno fatto la partita perfetta da fare. Domenica si affronterà la Cenerentola, il 7 Comuni, in teoria partita facile, però insomma bisogna stare sempre coi piedi per terra. Bisogna stare coi piedi per terra perché non andiamo a vanificare la buona partita che abbiamo fatto appunto domenica, adesso bisogna cominciare a
a segnare il passo e quindi riuscire a poter appunto partita dopo partita non pensare al campionato, ma chiaramente ogni partita per noi è una lotta. Senti, per quanto ti riguarda la prima esperienza nel calcio femminile, che giudizio dai? Ma adesso sicuramente non sono ancora in grado di poter giudicare, sicuramente verso fine stagione tireremo un po' le somme, come si fa in ogni campionato. È chiaro che comunque è un movimento che sta crescendo, lo vediamo anche noi e quindi vediamo anche sui social e tutto, quindi questo è un bene per il calcio femminile. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Dalla C-Gold del campionato di promozione non è stata una settimana altisonante per la squadra del Veneto orientale. Iniziando dal massimo campionato regionale, la SME Caorle ha subito uno stop inatteso sul campo di Arzignano. Per il quintetto di coach Stan è stato fatale il terzo quarto, nel corso del quale, davanti all'aggressività difensiva locale e soprattutto alla loro ottima percentuale realizzativa dalla distanza, che ha scavato un solco irrecuperabile, si sono dovuti inchinare per 81-74. In classifica Caorle scende al quarto posto, scavalcata da Oderzo, che ha vinto con Montebellune, e da Corno di Rosazzo, prossimo avversario domenica al Palamare dei gialloblu, che ha travolto Mestre. In vetta comanda sempre la Rucker, passata 70-73 sul parquet di Monfalcone. In Serie D si sono fermati ancora i giovani della Pallacanestro Portogruaro. Contro il sistema basket Pordenone il tabellone finale ha indicato 71-47. L'imbattuta capolista da questa settimana anche in solitario dopo la caduta di Casarsa ad Aviano non ha lasciato scampo ai Granata, mettendo in cassaforte l'incontro già dopo il primo quarto. I portoguaresi hanno giocato alla pari il secondo e l'ultimo periodo, evidenziando ancora una volta luci ed ombre nel contesto globale della prestazione, dovute principalmente all'inesperienza dettata dalla giovane età. In classifica Portoguaro resta sempre ancorato a quota zero in compagnia dell'Azzano Basket. Domenica al Paralovisa arriva il Rorai, che li precede in classifica a 4 punti, uno scontro sulla carta che si presenta abbordabile, nel quale si potranno meglio misurare i progressi dei giovani portoguaresi. Adesso abbiamo avuto un trittico di fuoco, abbiamo avuto Aviano, Sacile e Pordenone, le tre corazzate del campionato, e certamente non ci aspettavamo 2 punti in classifica. Abbiamo tenuto il campo, abbiamo avuto dei passaggi a vuoto onestamente molto pesanti, con dei quarti giocati, anzi non giocati, ma anche delle reazioni interessanti, quindi i ragazzi hanno prospettive, li aspettiamo nei prossimi mesi ma anche nei prossimi anni con una continua crescita. Per noi è un'esperienza comunque positiva quella della Serie D. Certamente non mi aspettavo appunto di essere in testa o a metà classifica, ci aspettavamo quello che sta succedendo un po'. È chiaro che il campionato di Serie D quest'anno prevederà anche un play-off e un play-out, soprattutto che ci riguarderà fino alla fine, ce la potremo giocare perché non si andrà più con una serie a orologio ma con gli scontri diretti, e quindi la possibilità di arrivare al nostro obiettivo, che è la salvezza, sul campo ovviamente anche all'ultima giornata. Quindi non disperiamo, i ragazzi sono sereni, l'ambiente è ultra sereno e quindi avanti senza problemi. Per quanto riguarda invece le giovanili, il progetto Energy Basket, che ricordo con Baloncesto e con Chions Villotta, sta proseguendo, anzi sono iniziati tutti i campionati praticamente, e cominciando dai più giovani, dal 2005 abbiamo fatto la prima partita a San Vito, l'abbiamo giocata bene, i ragazzi hanno espresso il loro gioco, sono un gruppo molto molto forte, che quest'anno si è stato integrato dagli ragazzi appunto del baloncesto e che l'ha ulteriormente rinforzato. Poi i 2004 sono un gruppo che sta crescendo,
2003-2002 hanno iniziato un campionato con numeri con numeri un po' risicati, ma sotto la guida di Teddy Deveta, che stanno dimostrando il loro valore. Soprattutto ci sono dei prospetti molto interessanti e quindi si sta lavorando, diciamo, per la crescita di questi ragazzi. In promozione non è andata meglio a Baloncesto e Pallacanestro Fossaltese, cadute rispettivamente a Fiume, Veneto e Cordenons. Per i biancoverdi di Fossalta la battuta d'arresto è stata particolarmente pesante, merito di un Cordenons aggressivo e con ottime percentuali al tiro, a differenza del quintetto di coach Giollo, a passo stanco e non impeccabile nelle fasi difensive. Ha festeggiato solamente a Nona Veneto, è andata a vincere 48-74 a Pordenone contro il Torre, avversario della Fossaltese, questa sera venerdì 17 novembre. Oggi in campo sul proprio parquet di Gruaro anche il Baloncesto, gli arancioneri se la vedranno contro Maniago. 2 vittorie su 3 per le rappresentanti del Veneto orientale. In Serie C femminile San Stino ha finalmente rotto il ghiaccio, aggiudicandosi il quanto mai sentito derby con le neopromosse sul campo della pallavolo Meduna. Partita combattuta come testimoniato dai parziali sortiti di 25-23, 25-21 e 25-22, 3 punti che hanno fatto abbandonare alle sanstinesi l'ultimo posto in classifica. In Serie C maschile, nel girone B dove comandano in solitario i vicentini del Povolaro, la pallavolo Portoguaro ha osservato il turno di riposo previsto dal calendario, potendo così lavorare meglio sugli errori commessi la scorsa partita in quel di Bolzano Vicentino, in vista della sfida in trasferta a Casalserugo contro i padovani della Duna Volley. Nel girone A invece seconda vittoria consecutiva del VTC Bibione Mare sul parquet del quadrifoglio Volley CDS, 3-0 piuttosto netto con i parziali di 25-14, 25-18 e 25-20. Invece ancora note negative dalla pallavolo Concordia, che in Serie D femminile si è inchinata in casa al Sedico per 3-1, concordiesi in grande emergenza per una serie di infortuni che hanno reso la coperta davvero troppo corta. Dopo i primi 2 set persi sono comunque rientrati in partita, aggiudicandosi il terzo parziale e dando l'impressione in avvio di quarto set di poter cambiare il corso delle cose, quando si sono portati a condurre per 6-1. Qui però si è spenta la luce, le bellunesi hanno ripreso in mano l'incontro rifilando un parziale di 9-1 che ha segnato in via definitiva la contesa. Purtroppo con questa formazione qua abbiamo fatto quello che dovevamo fare, nel senso che siamo state quasi alla pari con loro per 2 set, il secondo e il terzo, e purtroppo il quarto si è subita un po' la fatica, la mancanza di allenamento delle ragazze, e è un risultato che ci sta, anzi sono felice, mi dispiace un po' per il quarto che abbiamo ceduto troppo presto, ma sono felice per il resto della partita perché ci siamo comportate come un buon gruppo, come quello che un gruppo, quello che chiedo io al mio gruppo, insomma. In effetti questa sera formazione è largamente rimaneggiata. Sì, eravamo in 9 praticamente senza libero, con 2 caviglie malconce in campo, quindi non potevo chiedere di più alle ragazze, sono state brave, deve essere un punto di partenza questo per capire che è una squadra che non ha limiti, che non si è espressa ancora finora, e quindi quando saremo a regime con tutte le atlete disponibili potremo dire la nostra sicuramente in futuro. Ecco la domanda, quando pensi di recuperare un po' tutto l'organico? Beh, diciamo che già 2 ragazze rientrano la settimana prossima, adesso dobbiamo avere un po' di cura per appunto le 2 caviglie traumatizzate, io mi auguro che massimo nel giro di 2 settimane dovremo essere a pieno regime, e allora lì potremo vedere la vera pallavolo Concordia. Siete stati bravi nel riuscire a recuperare nel terzo set quando sembrava che veramente le concordiesi potessero anche portare la partita al tie break? Ma guarda, devo dire anzitutto che sono contento della prestazione della nostra squadra. Abbiamo fatto i primi 2 set molto concreti, qualche errore di troppo in battuta rispetto al nostro solito, però concreti. Il terzo set il Concordia è venuto fuori bene, si è notato nettamente il cambio del palleggiatore, ci hanno messo in difficoltà sia con la centrale Tamara molto forte che conosciamo quanto è stata nel bellunese spesso, e anche con una banda molto efficace. Il quarto set è stato un set tirato, ma siamo stati più efficaci, abbiamo battuto meglio, siamo stati più concentrati in campo e siamo riusciti a mettere più a frutto soprattutto i nostri attacchi al centro. Quali sono i vostri obiettivi a livello di stagione? Guarda, il nostro inizio adesso devo dire che è stato molto buono, siamo contenti.
e gli obiettivi che ci siamo prefissati sono sempre quelli di mantenere il buon risultato fatto la scorsa stagione in campionato di Serie D. Vedremo, incominciamo dopo il giro di boa, di vedere a che punto siamo e di fare dei ragionamenti sul futuro. Intanto stiamo con i piedi assolutamente per terra, puntiamo a obiettivi che sono quelli concreti di salvarsi a fine stagione e poi si vedrà più avanti. Comunque le soddisfazioni stanno arrivando e per tutto lo staff tecnico e per le ragazze noi siamo contenti.